Straordinari dall'Europa, oltre agli aiuti del governo per il Veneto in ginocchio dopo le alluvioni. A portare nel Vicentino la solidarietà di Bruxelles, il vicepresidente della Commissione europea Tajani. Ce ne parla Gianni Marini. Centinaia di aziende danneggiate, migliaia i capi perduti e molti danni ancora in fase di definizione. È il bilancio dell'alluvione che ha colpito nel Veneto il settore avicunicolo, che in questa regione trova un centro di eccellenza. E ai danni all'agricoltura si aggiungono quelli alle abitazioni, al commercio e alle imprese. La preoccupazione è alta e oggi l'Unione Europea ha avviato una valutazione sui danni e poi saranno erogati i fondi necessari, come ha sottolineato il commissario europeo Antonio Tajani in visita nelle zone colpite dell'alluvione del Vicentino. Il fondo prevede che sia risarcito, dopo l'approvazione naturalmente della documentazione che dovrà partire dall'Italia, il 2,5% del danno subito. Senza gli aiuti si rischia un effetto domino, ribadisce il governatore del Veneto, Luca Zaia, il quale dice che i 300 milioni stanziati dal governo per far fronte alle prime necessità sono stati decisi in tempo record e da lunedì prossimo si inizierà ad aiutare persone e imprese danneggiate. Ma il governatore aggiunge anche che servirà 1 miliardo di euro, la strada è lunga e difficile, ma è necessario arrivarci. Direi che anche qui sul fronte dei fondi regionali, quindi dei fondi strutturali, potremmo pensare a una rimodulazione, a quello che stiamo vedendo in queste ore, fatti salvi gli impegni che già abbiamo preso con gli imprenditori e con i cittadini. E nelle zone alluvionate del Vicentino e del Padovano si continua a lavorare per ripulire abitazioni, scantinate aziende, invase dal fango, ed è forte anche l'opera dei volontari.